Oltre 300 artigiani si sono riuniti a Peschiera del Garda in provincia di Verona per gli stati generali di Confartigianato Veneto dedicati all'orientamento sul mercato dei servizi a favore dei lavoratori che la Federazione regionale di Confartigianato ha organizzato. Chi è che non è preoccupato oggi? Ma l'importante è preoccuparci che il bicchiere sia mezzo pieno o non mezzo vuoto. Noi alla politica chiediamo che faccia politica e non sciocchezze come sta dimostrando di fare oggi la politica nazionale, che ci metta nelle condizioni di poter lavorare, di poter assumere, di poter guardare i mercati con più semplicità e facilità. Credo che se la politica non smette di avere il comportamento che ha avuto fino ad oggi, parlo sempre delle politiche nazionali in questo momento, si assumerà anche la piena responsabilità di far morire le imprese perché non avranno più spazio. Vendere beni, servizi e idee è stato il tema del primo laboratorio che ha riunito dirigenti di categoria da tutte le province di Confartigianato Veneto per una strategia di ripresa economica. Presenti all'appuntamento il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il segretario di Confartigianato Nazionale Cesare Fumagalli e gli assessori regionali per un dibattito sulla ripresa economica esteso al governo regionale. Noi abbiamo mantenuto la parola anche perché abbiamo dato vita al fondo di accesso al credito. Queste imprese hanno difficoltà ad accedere al credito bancario. Direttamente con Veneto Sviluppo è già operativo, gli imprenditori possono chiedere eventualmente alle loro associazioni un fondo di circa 1 miliardo e 900 milioni di euro di garanzie, che significa che se tu vai in banca e non hai modo di garantire il prestito, te lo garantisce il fondo. Ma io dico che bisogna innanzitutto essere pragmatici, prendersi poco sul serio e soprattutto pensare ad amministrare senza pensare al consenso, perché spesso il consenso, questa ricerca spasmodica del consenso che qualcuno ha, poi rischia di portarti fuori strada. Oggi si vedono le vere amministrazioni dai fondamentali, perché in un momento di crisi lì si vedono i veri amministratori. Quando l'economia va bene per tutti. Noi insieme con tutto il mondo delle imprese abbiamo chiesto ieri, chiediamo oggi e speriamo di avviare rapidamente un confronto col governo su questo, chiediamo una reale messa a mano a questa partita non eludibile. Ecco, la sottolineatura che mi sento ancora di fare non sono 5 punti che possono entrare e non entrare. Non affrontare il tema dell'equilibrio delle pensioni con il costo della spesa previdenziale, non metter mano a importanti privatizzazioni, non fare contenimento di spesa pubblica, sono questioni che possono strozzare davvero non solo le imprese ma l'intero Paese. In un momento di crisi Confartigianato rilancia i 5 punti per la ripresa economica. Rilancia nei punti, ma rilancia soprattutto nel metodo, un metodo di lavoro che è un metodo che vuole dalla politica le risposte proponendo le soluzioni e dall'altra parte investendo con forza nella propria classe dirigente. Io ho trovato la mattinata di oggi particolarmente interessante ed originale perché non si fa solo formazione sui propri dipendenti oppure sui propri datori di lavoro. Confartigianato pone una grande attenzione sulla propria classe dirigente, quindi i vertici della Confartigianato al servizio delle proprie imprese.